Tornare ad un 25 aprile di unità, l'auspicio dello storico Guido Levi nelle celebrazioni per l'anniversario della liberazione a Chiavari. Nella messa in cattedrale l'invito del Vescovo a vivere il valore della libertà come senso di umanità nuova. Inaugurazione con pioggia per la mostra del Tigullio, l'evento che unisce antico e moderno non si ferma e propone tanti eventi fino a domenica. Un itinerario interiore nei luoghi più suggestivi del Libano. Si è da poco concluso il pellegrinaggio diocesano in questa terra ricca di storia e spiritualità. Aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes, in Giordania e Terra Santa. Fare sport fa bene a tutti, anche e soprattutto alle persone disabili. Occorre però prestare attenzione, non ci si improvvisa atleti o istruttori paralimpici. Al via la 3 giorni, Chiavari porte aperte. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque apriamo oggi il nostro telegiornale con le celebrazioni per il 74esimo anniversario della liberazione che si sono tenute in tutte le località del nostro territorio. A Chiavari ieri mattina la Santa Messa in cattedrale a suffragio dei caduti è stata presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. È seguito il corteo per la posa delle corone ai monumenti ai caduti e la commemorazione ufficiale al cimitero di Chiavari. Qui è stato inaugurato un pannello che è stato realizzato dagli studenti del liceo artistico Luzzati. Su tutto questo il nostro servizio. Questi ideali sono ancora i nostri. Questi valori sono davvero presenti, vivi nella nostra società. È la domanda che il Vescovo Alberto Tanasini ha posto durante la messa in suffragio dei caduti, celebrata nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, in occasione del 74esimo anniversario della liberazione. Davanti ad un'assemblea composta da ANPI e da istituzioni locali, Monsignor Tanasini ha invitato a riflettere sull'involuzione del concetto di libertà, da ideale fondato su un'antropologia integralmente umana a rivendicazione individualista e dunque incapace di costruire una società davvero solidale. Dopo la celebrazione il corteo fino a Piazza Roma con l'omaggio al monumento ai caduti, quindi il trasferimento al cimitero di Chiavari con l'orazione dello storico Guido Levi. Io dico sempre che la resistenza italiana fu una resistenza unitaria, socialisti, comunisti, cattolici, liberali, repubblicani, azionisti combatterono insieme. Purtroppo, voglio dire, a fronte di una resistenza unitaria, dopo la resistenza, negli anni successivi sono nate polemiche che io ovviamente non condivido, perché credo che sia veramente una festa di tutti, dell'Italia democratica e di tutti coloro che hanno contribuito a quest'Italia. Quindi l'inaugurazione del grande pannello realizzato dagli studenti del Luzzati per ricordare coloro che furono fucilati fra l'agosto del 1944 e il marzo del 1945. Per noi è una testimonianza di amore per la città di Chiavari, una testimonianza di democrazia e di libertà pensando a tutta la nostra nazione, soprattutto in occasione del 25 aprile credo che sia stato il lavoro più bello e più interessante tra i tanti che il liceo Luzzati ha realizzato in questi ultimi anni. I significati simbolici sono molteplici, ad esempio al centro figura un tempietto di ispirazione classica che racchiude l'epigrafe con i nomi, nella parte superiore è presente un frontone con lo stemma di Chiavari e 2 stelle, poi invece lo stesso tempietto è inquadrato sui lati da diversi elementi, tra i quali è presente un mazzo di papaveri nel quale si fa allusione alla voglia di rinascita del paese dopo la liberazione, mentre sulla destra è rappresentata una coccarda con i colori dell'Italia e quelli della città di Chiavari, nella quale campeggia il simbolo dell'ANPI, quindi dei partigiani italiani. Partendo dal basso è presente un filo spinato che rappresenta la fine della guerra, essendo spezzato, ma al contempo anche la fine della separazione tra i vari popoli. Al di sopra è presente una frase che vuole essere un monito, è una frase di Giuseppe Ungaretti, cioè qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero per sempre aperti alla luce. Continuano a 360 gradi le indagini per risalire all'autore dell'omicidio di Orazio Pino, il 61enne gioielliere ex collaboratore di giustizia, ucciso martedì sera al quinto piano dell'autostilos di Corso Dante a Chiavari. In queste ore si sta svolgendo a Genova l'autopsia che dovrà stabilire con certezza le cause della morte dell'uomo, ovvero se sia stato effettivamente un colpo di arma da fuoco di piccolo calibro sparato a distanza ravvicinata oppure un'arma da taglio.
La polizia nel contempo sta passando al setaccio i filmati dei diversi impianti di videosorveglianza della zona, nei quali il killer quasi sicuramente è rimasto inquadrato. E si sta lavorando anche sul materiale recuperato sulla scena del delitto. I pezzi dunque potrebbero ricomporsi. Per il momento nessuna ipotesi viene scartata dalla squadra mobile di Genova, che ha preso il comando delle operazioni, guidata dal primo dirigente Marco Calì. Non si ferma neppure il lavoro di indagine con gli interrogatori delle persone che facevano parte della cerchia familiare e lavorativa di Orazio Pino. Il lungo ponte primaverile, molto atteso dagli operatori economici del nostro territorio, ha portato la pioggia sul Tigullio. Nonostante le previsioni meteo facessero sperare in condizioni un po' migliori, le nuvole non hanno comunque fermato i molti eventi che stanno caratterizzando la vita dei comuni del nostro territorio in questo scorcio di aprile. Molti turisti che stanno approfittando di questi giorni di vacanza per visitare le nostre località. A Chiavari ha aperto i battenti la mostra del Tigullio, che resterà allestita fino a domenica. Vediamo. Questa 159esima edizione è voluta essere diversa da quelle precedenti, nel senso che è voluta rinnovarsi e quindi dedicarsi soprattutto agli artigiani, agli artisti, ma al loro ingegno. Abbiamo voluto unire la tradizione alle novità, andare verso il futuro, abbiamo voluto coinvolgere molti giovani che potessero, proprio infatti si chiama espressioni del proprio ingegno. Quali sono le novità principali? Le novità principali sono 4 serate di veramente spettacoli degni tutti quanti di essere visti e apprezzati. Io sono veramente entusiasta e con grande riconoscenza vorrei anche parlare di chi ha dato il proprio saluto, perché sono state dette tante cose belle. Io non ho assolutamente nessun merito di rappresentare un ente che ha 228 anni, sono state fatte delle cose incredibili dai miei predecessori, sono strati di cose ben fatte che si sono sovrapposte nel tempo. L'onere è adesso di continuare pensando effettivamente al moderno, perché questa accelerazione c'è nell'aria e bisogna seguirla. C'è un consiglio che dà il Presidente dove possiamo muoverci per andare a visitare le varie cose? Ma il percorso, visto anche un po' il tempo così infame, ma comunque lascia qualche speranza, almeno così a tratti, è quello di visitare Piazza San Giovanni, questa rappresentazione fotografica che è veramente interessante. Poi la Sala Schifini che abbiamo svuotato, abbiamo inserito delle opere artigianali di artigiani che ormai hanno già fruito delle loro start-up, nel senso che ormai sono diventati molto bravi, affermati e sono diventati degli artisti. Mi fa sempre piacere enorme venire a Chiavari, è una parte importantissima della Liguria con la sua voglia di fare, la sua capacità e soprattutto ha un valore straordinario il tessuto architettonico, culturale e quindi anche per il turismo sicuramente ha un futuro chiaramente radioso. L'unica cosa che dico è che queste bellezze che sono sempre state tenute nascoste, forse adesso è il momento di lucidarle e di metterle a disposizione di tutti. Allora vediamo quali sono gli appuntamenti in programma per oggi alla Mostra del Tigullio. Alle 17:15 sarà presentato il Giardino dei Lettori, restaurato di recente negli spazi della Società Economica, e qui alle 17:30 inizierà l'incontro con la psicologa Gianna Schelotto. Alle 18:30 in Piazza Fenice ci sarà Cristiano Militello, mentre questa sera alle 21 sempre in Piazza Fenice sarà la volta di Mistero Buffo nell'interpretazione di Ugo Di Ghero. La Mostra del Tigullio, come detto, si caratterizza per questo rapporto fra antico e moderno. Vediamo insieme. Un ponte fra antico e moderno, è questa l'ispirazione della 159esima Mostra del Tigullio. A testimoniare questo legame, che ha radici molto profonde, il lungo rapporto fra la Chiesa locale e la società economica. Fin dai suoi inizi il sodalizio chiavarese venne sostenuto dai sacerdoti della città. La figura più rilevante fu Antonio Gianelli, che era parroco qui di San Giovanni e diede un contributo
nella prima parte della nascita di questa società, ma poi successivamente anche diversi parroci dei territori di campagna collaborarono all'opera di conoscenza di nuove culture agrarie fatte dalla società economica, cercando di convincere i contadini che era buono ad esempio piantare le patate. Questo rapporto dunque oggi si inserisce perfettamente nell'idea di mostrare la possibilità di proiettare l'antico nel futuro. È un'esperienza che si rinnova nel cercare di guardare a progetti culturali, di istruzione e anche per uno sviluppo del territorio. Dunque anche la presenza del vescovo testimonia questa storia. Ma direi di sì, è una tradizione che ancora oggi è rivolta verso il futuro. Ho usato l'immagine dell'albero. L'albero ha radici forti, rappresenta una storia, ma guarda al futuro attraverso i suoi rami con i germogli verdi. Lavorare insieme oltre i particolarismi, guardando a che cosa significa poter operare per il bene delle persone. Le installazioni sistemate negli spazi della società economica sono state pensate proprio con questo obiettivo: proiettare nel futuro ciò che le mani degli artigiani chiavaresi e del territorio hanno saputo costruire e consolidare nel tempo. Hanno fatto un bellissimo intervento, insolito tra l'altro, no? Molto artistico. Soprattutto mi piace questi temi, uno è sul cinema, l'altro, e poi questi due archi di seggiole che riprendono gli archi di Chiavari che ci sono proprio fortunatamente dietro. Sono molto belli, un intervento molto intelligente. Tra l'altro noi siamo nella sala dei convegni, non si direbbe. No, nella sala dei convegni l'hanno trasformata molto bene, complimenti. Abbiamo anche il pianoforte, insomma c'è tutto. Qualcuno che suoni qua, no? Il Comune di Rapallo informa che sono in corso le ispezioni dei fondali propedeutiche e la delimitazione delle acque sicure libere da materiali residui derivanti dagli eventi di fine ottobre 2018. Il Dipartimento Salute della Regione inoltre ha classificato le zone Castello, Villa Tigullio, San Michele come eccellenti. ARPAL ha effettuato nell'aprile del 2019, quindi pochi giorni fa, nuovi campionamenti nello specchio acqueo con cui vengono comunicati esiti favorevoli rispetto a tutti i parametri che sono previsti dalla legge. Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si svolgerà il 13, 14 e 15 maggio. L'ufficio diocesano è aperto ogni martedì e giovedì mattina in curia per le informazioni e le iscrizioni. Sono aperte le iscrizioni anche ai pellegrinaggi diocesani in Giordania e Terra Santa e in Sudafrica. Ma si è da poco concluso un intenso pellegrinaggio, un autentico itinerario interiore che ha toccato alcuni dei luoghi più suggestivi del Libano. È stato un autentico itinerario interiore il pellegrinaggio diocesano in Libano. 28 i fedeli che vi hanno preso parte in questo viaggio che ha contemplato nel suo itinerario diverse tappe significative. Abbiamo iniziato aprendo il pellegrinaggio con quella domanda di Gesù: vuoi guarire? E da lì in poi, giorno per giorno, abbiamo trovato delle tracce, delle vie associate anche a delle persone, a dei luoghi che abbiamo incontrato, di confessioni religiose differenti. Il pellegrinaggio è iniziato nella zona di Ekmarra, a sud di Beirut, dove è radicata la presenza di cattolici maroniti. I fedeli della nostra diocesi hanno potuto incontrare padre Giuseppe. Fra le tappe significative del viaggio, quella di Sidone, dove sorge il santuario della Madonna dell'Attesa, Saidat al-Mantara. Qui i pellegrini hanno incontrato padre Samir Noda, sacerdote melchita, che ha proposto una riflessione sul tema del senso dell'attesa. طبعا نحن بنعيش الانتظار بحياتنا انتظار يوميا. L'attesa noi la viviamo ogni giorno della nostra vita. Anche la Madonna ha aspettato qui Gesù. L'attesa della Madonna è un'attesa sacra, un'attesa benedetta. Forse ogni persona qui in Libano si domanda che cos'è l'attesa. Noi cerchiamo la verità assoluta, la verità completa, e la aspettiamo questa verità assoluta. Purtroppo ciascuno vede la verità secondo un proprio concetto o secondo l'orientamento del partito politico a cui appartiene. Noi come cristiani, appartenendo alla Chiesa, sappiamo che la verità assoluta è Cristo e noi l'aspettiamo. E anche tutti i valori sono l'incarnazione di Cristo Gesù. Qui al santuario dell'attesa aspettiamo con la Madonna e lei con noi, aspettiamo il regno dei cieli, il regno di Dio. ننتظر معا ننتظر حلول يسوع المسيح أو حلول الملكوت بيننا.
Particolarmente significativo l'incontro con l'eremita Giovanni, 90enne, a cui i pellegrini hanno chiesto di parlare di Dio. È riuscito ad esprimere al meglio come Dio sia un grande amore e che la riflessione sia sì sicuramente utile, ma non sostiene la conoscenza di Dio in quanto tale. Ma prima ancora a raccontarci Dio sono stati i suoi occhi e le sue mani. Per il 2019 sono diversi i pellegrinaggi diocesani già fissati. Il prossimo sarà quello a Lourdes il 13, 14 e 15 maggio. Vi aspettiamo al martedì e al giovedì tra le 10 e le mezzogiorno e mezza in Curia, in piazza Nostra Signora dell'Orto, per le necessarie iscrizioni e per le informazioni di cui uno avesse bisogno. Un lungo servizio dedicato al pellegrinaggio diocesano in Libano sarà proposto questa sera a partire dalle 21:10 nell'ambito della nostra trasmissione Noi Chiesa. Nel corso di questa trasmissione potrete seguire anche un servizio che abbiamo realizzato a Sestri Levante nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, dedicato agli eventi che sono stati organizzati nel decennale della morte di Don Mario Podestà. E proseguono gli appuntamenti per celebrare la festa di San Giorgio a Portofino. Domenica alle 11 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo nella chiesa parrocchiale di Ivo Martino. Sempre domenica alle 21 la processione. Lunedì 29 aprile alle 20:30 la conclusione delle celebrazioni con la Santa Messa presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della nostra diocesi. Seguirà la traslazione delle reliquie al santuario di San Giorgio. È stata posticipata la festa annuale dei ministranti della diocesi di Chiavari. Il tradizionale appuntamento, che di norma si svolgeva il 25 aprile, è stato spostato a mercoledì 1 maggio. Invariato il programma, l'accoglienza alle 10, alle 12 la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Sta per iniziare il percorso di formazione Educatori Primi Passi, organizzato dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile in vista dell'impegno estivo per i ragazzi delle nostre comunità, che si spenderanno come animatori nei campi parrocchiali. Il primo appuntamento sarà un laboratorio di gruppo che inizierà alle 21 di venerdì 3 maggio nei locali di Casa Caritas a Chiavari. Fare sport fa bene a tutti, a tutte le età, anche e soprattutto alle persone disabili. Occorre però prestare attenzione. Non ci si improvvisa atleti paralimpici, così come istruttori di soggetti con disabilità. A dirlo gli esperti intervenuti questa mattina all'auditorium della Filarmonica nel convegno formativo che ha aperto da 3 giorni Chiavari Porte Aperte. Sentiamo. Noi crediamo che lo sport faccia bene alle persone soprattutto che hanno delle limitazioni, delle disabilità, perché noi crediamo nel valore educativo dello sport, nel suo valore nel insegnare alla persona a riconoscere i propri limiti, quindi non a superarli, non nel senso di eliminarli o poterli rimuovere, ma proprio a accettarli e ugualmente superarli per raggiungere dei risultati che vogliono dire miglioramento della propria autocoscienza e della propria autostima, e quindi anche inserimento sociale, gratificazione e, se vogliamo, alla fine anche un maggiore grado di autonomia. Fa bene anche a chi aiuta queste persone a fare sport. Certamente aiutare qualcuno fa bene a chiunque, sia che si tratti di persone disabili o che si tratti di persone in generale. Bisogna naturalmente avere uno spirito generoso, bisogna avere disciplina, educarsi, perché non è solo buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma bisogna anche imparare i metodi e i modi per aiutare le persone. Varie figure, dai appunto gli istruttori come me, gli allenatori, ai medici sportivi che comunque ci devono dare una mano quando abbiamo un approccio con queste disabilità, e anche ad altre esperienze dello sci, del nuoto e di altre attività nell'ambito del disagio. Questo pomeriggio l'inaugurazione, poi domani nell'area del porto turistico le discipline vere e proprie, le protagoniste. Allora, domani iniziamo la mattina con la Chiavari Nuoto che darà, e poi anche per tutto il giorno, ma comunque in mattina a disposizione a chi vuole di venire a provare un po' l'attività. Poi ci spostiamo sul porto, sulla
prima il canottaggio dalle 15 alle 17 e poi con il basket dalle 17 alle 19, e invece per 2 giorni, sabato e domenica, la vela. La Scherma offrirà la possibilità di transitare nella sua palestra, vi consiglio veramente di andare domenica mattina a vedere un po' come questi ormai personaggi famosi che vediamo in televisione si allenano e praticano questo sport. Lunedì 29 aprile la ASL 4 Chiavarese avvierà ufficialmente la nuova procedura informatica al CUP unico regionale. Durante le operazioni di allineamento i servizi dell'azienda sanitaria continueranno a prendere in carico tutte le richieste degli utenti con modalità manuale. In particolare, nella giornata di oggi non è possibile effettuare prenotazioni presso gli sportelli CUP, call center, studi medici aderenti nel territorio e farmacie. E per quanto riguarda le farmacie, neppure nella giornata di domani. In queste 2 giornate le richieste di prenotazione vengono prese in carico dall'azienda, che richiamerà poi in un secondo momento per concordare la data dell'appuntamento non appena saranno completate le operazioni. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, Salvini sprezzante con le reti di carità sui social, accusa la Caritas di aver speculato sui migranti e aver approfittato della mangiatoia. L'Europa mette in guardia sul numero degli irregolari, così vi autodenunciate. E c'è la replica, l'editoriale di Francesco Riccardi alle accuse del ministro: venga a vedere signor ministro, la Caritas cosa si fa gratis e cosa non più. In foto il 25 aprile, mai il baratto tra libertà e ordine, il monito di Mattarella e cortei in tutta Italia. Il rapporto della Guardia di Finanza, il comandante Toschi spiega i traffici illegali sulle scommesse, così le mafie dell'azzardo riciclano miliardi nell'Unione Europea. Nelle pagine interne di Avvenire l'allarme dell'Unicef Morbillo, l'allarme silenzioso, 435.000 bimbi non vaccinati in Italia, quinta tra i paesi ricchi dietro a Stati Uniti e Francia. Mariani di Fate Bene Fratelli, attenti anche alla fascia adulta non protetta che va dai 18 ai 30 anni. Passiamo al secolo XIX, Mattarella, la libertà non si può barattare con promesse di ordine. Il capo dello Stato per il 25 di aprile: non c'è mai stato un fascismo buono. Centinaia di migliaia in piazza in tutta Italia, ma Salvini diserta le celebrazioni e va in Sicilia. Le sfide dell'occupazione, un posto su 6 è a rischio in Italia a causa dei robot, l'allarme che arriva. E in centropagina il delitto di Chiavari, parla Adriana, ex del pentito di mafia Orazio Pino: mi ha usata e derubata ma non so chi l'ha ucciso. Tema questo che ritroviamo nelle pagine del Levante. Delitto di Chiavari, dubbi dell'ex socia, cosa non torna nell'omicidio di Orazio. Oggi l'autopsia a San Martino di Genova può stabilire l'arma con cui è stato ucciso l'ex pentito di mafia e gioielliere. Festa della liberazione, festa di tutti. A Chiavari Casman ricorda il motto di Naccari. Ieri cerimonia di scoprimento del grande pannello realizzato dagli studenti del liceo Luzzati di fronte al muro dei fucilati, e l'importanza della memoria a Rapallo e Santa Margherita Ligure. A Seste Levante lavori per sistemare il pontile dei Battelli, si riparano i danni causati dalla mareggiata, migliorerà l'accessibilità anche per i disabili. L'intervento durerà un mese, 36.500 euro il costo dell'intervento, a cui si aggiungono 18.000 euro del Comune e della Regione per la passerella. E poi il rendiconto al voto, avanzo da 19 milioni e lotta all'evasione. A Chiavari martedì sera il bilancio approderà in Consiglio, 0 spese di rappresentanza, tariffe scolastiche congelate. Bene, per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Nuove anticipazioni per il Festival della Parola di Chiavari, la rassegna giunta alla 6ª edizione e che si svolgerà dal 30 maggio a domenica 2 giugno. Oltre agli ospiti già annunciati nei giorni scorsi, ovvero Moni Ovadia, Dario Vergassola e Federico Rampini, che saranno tra i protagonisti dei 4 appuntamenti serali all'Agorà della Parola, questi nomi si aggiungono al programma quelli dell'attore e regista Massimiliano Finazzer Fleury, che presenterà il suo film
film su Leonardo da Vinci, il musicista Vittorio Descalzi, il quale dedicherà un incontro a Fabrizio De André, e i giornalisti Massimo Bernardini e Angelo Panebianco, che condurranno 2 conferenze sull'anniversario della caduta del muro di Berlino e una sulla Costituzione italiana. È tutta te la linea. Si terrà questa sera a Sestri Levante alle 21:30 all'ex convento dell'Annunziata la presentazione di Teatri di Levante 2019, la rassegna teatrale sestrese a cura di The Hub. The Hub è l'associazione culturale che da anni si impegna nella divulgazione dell'arte e della cultura nelle loro innumerevoli forme. Il fil rouge di questa edizione sarà ispirato alla donna e, come ogni anno, a Fabrizio De André, che sarà ricordato in occasione del 20ennale della sua scomparsa già questa sera dopo la presentazione da Aldo Ascolese, che inaugurerà appunto la rassegna con un concerto in trio dal titolo Le donne di Faber. Una decina poi gli appuntamenti in calendario fra presentazioni di libri, conferenze, mostre, concerti e prosa. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda alle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.